Quando abbiamo pensato a questa iniziativa di comunicazione avevamo in mente in particolare a promuovere l'accesso a tutti gli strumenti di aiuto per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, in particolare per le imprese. Nel percorso che abbiamo svolto ci siamo accorti che il sistema di supporto all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità è veramente vasto e molto coeso, e quindi rappresenta non solo le imprese, ma ci sono anche le parti sociali che hanno un interesse ed una preoccupazione, quindi sia sindacati che imprese, che datori, e poi ci sono tutto il mondo del sociosanitario ufficiale, quindi sanità pubblica e assistenza sociale dei comuni, che sono chiamati in causa. Infine poi c'è tutto il mondo del terzo settore e della cooperazione sociale, che molto opera sul versante sia del supporto a una conduzione di vita ragionevole e adeguata, sia rispetto invece all'inserimento lavorativo. Per cui abbiamo da una parte visto che non è sufficiente un incentivo all'assunzione per poter mettere insieme una domanda e un'offerta di lavoro per persone con disabilità. C'è bisogno di armonizzare, e questo secondo me è la prima considerazione. La seconda è che nel tempo dobbiamo semplificare le procedure, semplificare le misure e favorire di conseguenza la conoscenza sia per le persone che per le imprese e per gli intermediari di tutte le opportunità che ci sono, e soprattutto dei punti di riferimento. Da questo punto di vista noi come sistema dei centri per l'impiego siamo cresciuti, nel senso che nei 39 centri per l'impiego c'è sempre una persona che si occupa o delle persone o delle imprese con disabilità, e quindi abbiamo un punto di riferimento stabile.